Una giornata bellissima a conclusione di queste iniziative promosse in collaborazione con il Comune, a cui anche la nostra scuola è riuscita ad aderire, perché è giusto valorizzarli in pieno, perché l'educazione passa anche attraverso queste esperienze e attraverso anche questi momenti di attività ludica, ma sicuramente che danno spirito, danno forza e coraggio anche per far meglio dappertutto nella vita. Nel tempo primi nel lungo, secondi nel 100 e secondi nel 4.